Sicuramente l'ULSS avrà fatto i suoi conti, però non si possono fare i conti sulle spalle di bambini e di bambine che hanno necessità di essere seguiti durante tutta l'evoluzione del percorso scolastico. Un diritto allo studio e all'inclusione per tanti bambini e giovani, quello dell'integrazione scolastica, che a causa di un nuovo bando presentato dall'UL7 che prevede un taglio di 32.000 ore di assistenza scolastica, rischia di mettere in difficoltà tantissime famiglie e amministrazioni comunali del territorio. Un effetto domino, secondo la vice sindaca di Rossano Veneto Morena Martini, impossibile da evitare. Le amministrazioni devono essere sostenute perché naturalmente laddove l'ULSS non risponde i genitori si rivolgono ai sindaci e a volte le amministrazioni sono lasciate veramente sole, quindi su questo bando io a poterlo fare ci rifletterei un pochino di più. Da una parte famiglie preoccupate per la gestione e il futuro dei loro figli bisognosi di assistenza, dall'altra un bando che preoccupa operatori e sigle sindacali. Mi sento di dar ragione ai sindacati che sono preoccupati e mi sento anche di sostenere tutte le famiglie che in questo momento stanno lottando per poter garantire una sicurezza ai propri figli. Io sono convinta che i sindaci lo stiano facendo, spero che l'ULSS li possa ascoltare.